Mi sono tra quelli che parla in veneto. Bravo, buona notizia. Indipendenza. Allora, perché noi altri ne parliamo di indipendenza e perché riteniamo che questo progetto politico sia in realtà l'unico progetto politico che oggi si presenta nel panorama politico veneto. Allora, un progetto per essere tale ha una caratteristica, ha da essere realizzato, deve essere una cosa concreta, cioè un progetto è esattamente la cosa più distante che può essere da una teoria pure semplice fine a se stesso. Un progetto mira alla realizzazione concreta, per esempio, di una casa, di una costruzione, di un progetto di vita, di una vita, quindi, così come un progetto politico è assolutamente mirato alla realizzazione dell'obiettivo che si pone. Quindi il motivo per cui noi altri diciamo che l'unico progetto politico esistente in Veneto è quello del Veneto Stato, che si riassume nelle due parole del nostro movimento, è proprio questo. Perché se voi altri andare a vedere i programmi politici di qualsiasi altra forza politica, noi abbiamo questa caratteristica. Noi abbiamo la possibilità di essere realizzati. Scusate, allora, per questo motivo, siccome è un progetto concreto e realizzabile, noi altri diciamo che è l'unico. Ma perché diciamo questo? Per un motivo molto semplice. Da 20 anni, 30 anni a questa parte, tutti i partiti, tutte le forze politiche che voi altri che avete un modo di sentire, gli verrà proposto un obiettivo che genera talvolta l'autonomia, talvolta il federalismo, talvolta nello statuto speciale, comunque una riforma dello Stato italiano. Questa riforma, in particolare per quanto riguarda gli altri veneti, quindi le forze politiche che venivano dai veneti a domandargli i voti, voleva significare che veniva date più risorse ai veneti rispetto a quelle che per esempio vengono date oggi dallo Stato. Come è tecnicamente possibile una riforma di questo tipo? Una riforma di questo tipo è possibile solo ed unicamente con una maggioranza parlamentare qualificata di 700 parlamentari su 1000 che approve una legge di modifica costituzionale. 700 parlamentari su 1000 di tutte le provenienze, diciamo, d'Italia. In alternativa, l'altra possibilità concreta è che venga approvata sempre questa legge di modifica costituzionale con una maggioranza di 500 parlamentari su 1000 a cui segue un referendum confermativo della maggioranza assoluta dei cittadini italiani. Quindi 25 milioni di voti dei cittadini elettori dello Stato italiano che segua il voto di 500 parlamentari su 1000. Vi rendete conto che se non è utopia questa, non so cos'altro si possa definire utopia. Quindi quelle riforme politiche che in questi decenni vi sono state descritte come riforme del buon senso e che avevano un piccolo particolare, e già delle riforme irrealizzabili. Al contrario, il progetto politico che propone Veneto Stato è completamente diverso. Noi altri forse alziamo l'asticella, però in realtà indichiamo un percorso che è assolutamente naturale e che prevede solo il consenso da noi altri veneti. Vi rendete conto che in un referendum per l'indipendenza del Veneto dove si va a costruire questo consenso, questo significa avere solo 1 milione di voti a favore dell'indipendenza invece che 25 milioni di voti dei cittadini, degli elettori italiani. 1 contro 25. Ecco il motivo per cui il nostro è un progetto politico che sta incontrando il consenso, perché si basa sulle forze dei numeri. Questi concetti sono stati fatti propri dalla anche maggioranza assoluta degli elettori del Veneto, che noi altri abbiamo interpellato con un sondaggio scientifico e che ha dichiarato di essere a favore di votare sì in un eventuale referendum per l'indipendenza del Veneto. Cioè noi anche stiamo parlando di un
progetto politico realizzabile e che gode del consenso della maggioranza assoluta degli elettori dei Veneti. Se non sia un progetto concreto questo, mi domando cos'altro si può definire un progetto concreto. In realtà, se andiamo a ben vedere, questo trova anche una propria base giuridica. Noi altri che avevamo delle leggi dello Stato che sancisce questo percorso in modo ben definito. Allora, che c'è la legge 340 del 71, che è la legge che ratifica lo Statuto della Regione Veneto, che è l'articolo 2, che non cambia nemmeno con l'adozione dello Statuto, che è ormai praticamente ufficialmente diventa uno Statuto del Veneto appena approvato in questi giorni, sancisce che l'autogoverno del popolo veneto si attua nelle forme e nei modi rispondenti alla sua tradizione, alla sua cultura, alla sua storia. Quindi il popolo veneto, che trova una propria definizione giuridica. A questo si aggiunge un'altra legge, che è la legge 881 del 77, che è la ratifica del Patto internazionale di New York. Questa legge, che è un trattato internazionale, che ha un valore dal punto di vista giuridico, e dopo l'avvocato Alessio Morosini ne spiegherà questo e anche altri dettagli con maggiori approfondimenti e particolari inediti, che ha un valore superiore addirittura alla stessa Costituzione, a qualsiasi ordinamento giuridico dello Stato, perché è un diritto cogente per gli Stati che lo ratifica e lo fa proprio, come appunto che ha fatto l'Italia. Questo è già un percorso, quindi da un punto di vista giuridico fattibile, già da decenni, da 30-40 anni, però fino a pochi anni fa voi altri non sentivi parlare di questa proposta. Nessuno vi veniva a parlare di un progetto che si basava sull'ottenimento dell'indipendenza solo grazie al consenso di Veneti. Perché? Perché fino al 2006 c'era in vigore una legge che prevedeva il reato d'opinione per chiunque che dicesse addirittura queste cose. Cioè, solo con la legge 85 del 2006 di fatto è venuto a cadere il codice Rocco in tema di reati di opinione per attentati contro la personalità giuridica dello Stato, quindi per esprimere il proprio pensiero a favore dell'ottenimento di indipendenza da parte dello Stato italiano. Ecco perché solo oggi, solo in questi anni si ha avuto questo fermento politico che ha portato alla crescita e alla nascita anche quindi di Veneto Stato. Solo perché oggi finalmente potuto farlo. Attenzione che questo è in realtà un percorso che non è esclusivo del Veneto, no, è un percorso che è assolutamente naturale, ma se noi altri andiamo a pensarlo per esempio a livello individuale delle persone, ci rendiamo conto che ognuno di noi altri, quando che cresce, ogni donna, ogni uomo, quando che appunto cresce e acquisisce la maggiore età, ha la naturale voglia e tendenza di diventare indipendente, di affrancarsi dalla propria famiglia in un qualche modo e di crearsi la propria vita, di andare a vivere nella propria casa ed è farsi un proprio progetto di vita indipendente. Questo noi altri a livello individuale lo capiamo benissimo, ma non solo a livello individuale, pensiamo un attimo, anche a livello collettivo. A chi di noi altri veniva in mente di andare a dire agli austriaci, agli sloveni, ai finlandesi, agli svedesi che non ha il diritto di decidere del proprio destino? Ma penso che neanche il più pazzo tra noi altri e nessuno, neanche il più pazzo tra i cittadini veneti che veniva in mente di dire questo, perché tutti devono per scontato che gli austriaci, che gli svedesi, che i finlandesi, che gli sloveni si possa decidere liberamente del suo destino in piena indipendenza. Ma allora, pensiamo un attimo e cerchiamo di fare un po' di pulizia di quei limiti che ne porta, di pensiero che ne porta l'Italia e che è uno dei peggiori dettagli che noi altri potremmo avere da questo Stato. Ma come mai noi altri o riconosciamo a livello individuale a noi altri stessi e a qualsiasi altra persona, o riconosciamo a livello collettivo a qualsiasi Stato, anche stati molto vicini a un paio d'ore di distanza da noi altri in autostrada, e non ci riconosciamo noi altri stessi?
Ma non mi pare che questa sia una grande contraddizione? Allora, mi sono convinto che questa sia un'enorme contraddizione. E questo è uno dei motivi importanti per cui mi dedico anima e corpo a questo progetto politico. Perché ritengo che sia una grande contraddizione e una negazione di un senso di giustizia che secondo me come veneti noi altri dovremmo avere. Allora, in questi aspetti secondo me trova linfa e trova forza quell'aspirazione di libertà di cui parlava Teresa nella sua introduzione, nel prendere consapevolezza che noi altri ogni giorno che riconosciamo a chiunque questo status, questo diritto all'indipendenza. A maggior ragione, quindi, secondo me, proprio in un momento come quello che stiamo vivendo noi altri, di estrema crisi, di estrema preoccupazione per il nostro futuro, probabilmente in cuor nostro dovrissimo capire che questa grave minaccia, questa grave crisi in realtà è una enorme, straordinaria opportunità che la storia ne concede. È un'enorme, straordinaria opportunità che abbiamo di acquisire la consapevolezza che l'indipendenza del Veneto Stato è un fattore ineludibile, è un percorso naturale che oggi siamo chiamati a intraprendere. Se non solo una straordinaria occasione, ma se anche un qualcosa di più, probabilmente. Se un dovere che come veneti dobbiamo avere, un dovere civico, diciamo, che in un qualche modo ne spetta un'assunzione di responsabilità che dobbiamo prendere in questo momento, perché altrimenti regalissimi a noi altri stessi questo non funziona, perché regalissimo a noi altri stessi e a chi che ne sta vicino quel diritto che spetta a godere della propria vita. Noi altri pensiamo, qua abbiamo ragazzi giovani, che abbiamo persone meno giovani, ma potremmo pensare a un giovane che oggi esce dal mondo della scuola e rendiamoci conto dall'università che futuro che può avere questa persona, questo ragazzo giovane. Proviamo a mettersi nei panni di uno di questi ragazzi e proviamo a pensare che progetto di vita che può crearsi all'interno dello Stato italiano. Allora, per questo vi dico che noi altri oggi come veneti abbiamo il dovere civico di prendere consapevolezza della gravità del momento e di approfittare di questa occasione che ne dà la storia per fare questo percorso democratico e naturale per l'indipendenza del Veneto. Ma pensiamo anche ai nostri anziani. Ma per far giusto che persone che lavorano una vita che ha dato tutto quello che poteva dare, che ogni giorno il giro semplicemente con l'unico imperativo di fare il bene, da quando chi si alzava a quando chi andava a dormire, oggi queste persone si trovano a vivere con una situazione di pensioni da miseria e dei servizi sociali che li relega ai margini del mondo civile e della dignità. Vi pare corretto questo? Mi dico che non sia giusto che noi altri, alle persone che ne vogliono bene, alle persone a cui noi altri vogliamo bene, riassegno questo destino. Mi dico che se giunta l'ora per noi altri di rimboccarsi le maniche, di intraprendere tutti insieme come un unico popolo questo percorso che ha tanti vantaggi ma che ha anche una grande caratteristica: non si può più fare a meno di intraprenderlo. Si diventa un'alternativa per noi altri obbligata, una questione di senso civico e una questione che ne pone in quel percorso che sta facendo il mondo intero, perché queste cose che noi altri stiamo dicendo le sta dicendo anche gli scozzesi, le sta dicendo i catalani, le sta dicendo i fiamminghi, le sta dicendo tantissimi popoli oggi, finalmente anche nell'Europa occidentale, dove soffia forte il vento dell'indipendenza. Ecco perché
siamo qua stasera a presentare il nostro progetto